Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Giunta Trentino, scatta il Totonomi tra certezze e indiscrezioni, conferme e nodi da sciogliere, prende forma la squadra di governo del nuovo sindaco di Catania. La gestione dell'emergenza cenere in uno studio presentato oggi dall'Università di Catania e Messina e dall'Istituto di Geovulcanologia ha previsto un sistema di monitoraggio tramite algoritmi e sensori. Agrigento vuole il suo aeroporto, ha costituito il comitato promotore per la realizzazione di uno scalo nella città capitale della cultura italiana nel 2025. Un'estate di spettacoli, tornano i grandi eventi musicali negli stadi e nei palcoscenici naturali e poi tanto spazio al cinema con il Taormina Film Fest. Dal banco di scuola al palcoscenico, gli liceali catanesi diventano attori per mettere in scena le tragedie classiche, due gli spettacoli, Le Troiane e Agamennone. Calcio, per il Catania si avvicina all'ora delle scelte, il presidente Rospelligra è in città entro martedì prossimo, priorità a budget e nuovo allenatore, si accelera per decidere il successore di Ferraro. Bentrovati, tra sabato e lunedì la proclamazione del neo sindaco di Catania Enrico Trentino. Impazza intanto il toto assessori. Ecco la geografia della nuova giunta attesa in tempi brevi. Natale Bruno. 3 assessori a Fratelli d'Italia, 2 ciascuno alla Lega, Forza Italia e gli autonomisti di Lombardo, 1 alla DC di Cuffaro. Con la presidenza del Consiglio Comunale ancorata sull'autonomista Sebastiano Anastasi, che presidente lo è già stato e probabilmente continuerà a farlo, forte dei 1600 voti racimolati. Ecco la geografia della giunta etnea di governo a guida Enrico Trentino, che tra sabato e lunedì prossimi potrebbe essere proclamato sindaco della città. E siccome lui giustamente ha premura per via delle tante questioni da affrontare e risolvere, al massimo a metà del mese l'esecutivo potrebbe essere operativo. Non sarà una passeggiata nominare la nuova giunta, ma partiamo dal certo. Dei 5 assessori già nominati secondo legge, solo 3 potrebbero rimanere in carica e sono Alessandro Porto in quota MPA e Sergio Parisi, fedelissimo di Salvo Pogliese, è destinato nuovamente allo sport per la sua formazione e professionalità, oltre a Andrea Guzzardi in quota Lega, nominato in prima battuta. Non giureranno da membri della giunta invece il coordinatore di Forza Italia Marcello Caruso e Alessandro Chisari in rappresentanza alla DC di Cuffaro. Per quest'ultimo posto l'ipotesi più probabile è quella dell'avvocato penalista Giuseppe Marletta, già assessore a Palazzo degli Elefanti. Ma andiamo per ordine. Dei 3 assessori in quota Fratelli d'Italia restano 2 posti da assegnare e qui peserà il successo elettorale di Pogliese, che su 11 consiglieri ne ha conquistato ben 8. I 2 potrebbero essere uno di Pogliese e l'altro vicino a Ruggero Razza. Si parla insistentemente di Andrea Barresi e Daniele Bottino, ma il dibattito interno al partito del Premier potrebbe seguire altre vie. In Forza Italia la discriminante sarà il peso politico dell'assessore Marco Falcone. Sarà lui a designare i 2 nomi oppure nella scelta vorrà mettere le mani pure il presidente della regione Schifani, anche se le linee guida dettate dal Partito Azzurro sono state quelle della militanza e dei voti ottenuti. Secondo questi criteri sarà quasi certamente assessore il capogruppo uscente Giovanni Petralia, che è risultato il terzo più votato, e poi un posto dovranno contenderselo Massimo Pesce e Antonio Villardita, quest'ultimo con un buon piazzamento alle passate regionali e in attesa di compenso. Nella Lega c'è un ostacolo abbastanza insormontabile da superare che si chiama Fabio Cantarella. A lui, escluso da tutte le ultime competizioni elettorali, spetterebbe ritornare a Palazzo degli Elefanti, un ritorno ostacolato però da un veto di Luca Sammartino. I 2 nomi che circolano insistentemente per un solo posto sono l'urologo Nuccio Condorelli e Giuseppe Gelsomino, primo degli eletti in Consiglio Comunale. Viene al momento confermato Andrea Guzzardi, nominato in prima battuta. Tra gli autonomisti bisognerà scegliere il secondo assessore. Alessandro Porto è già stato designato. Il nome più probabile è quello di Bruno Bruccheri, ma non si esclude la partecipazione di una donna. Capitolo vice sindaco. Considerata la marcia indietro di Valeria Sudano nella corsa al sindaco, Trentino potrebbe tenere in considerazione di assegnarlo alla Lega, ma su questo punto conta molto l'autorevolezza del nome, oltre al fatto che Forza Italia di consensi ne ha avuti più della Lega. Il toto assessore è appena partito.
La Digos ha denunciato un elettore che ha ripreso con il proprio telefonino le schede all'interno della cabina elettorale di un seggio allestito per le comunali di Catania. E sempre a Catania 3 CAF sono stati sanzionati per aver esposti manifesti elettorali e una persona per aver distribuito volantini a meno di 200 metri dall'ingresso di una sezione elettorale. Un algoritmo è un sistema di sensori per prevenire il fenomeno della ricaduta delle ceneri vulcaniche e ridurre gli effetti negativi, soprattutto alla viabilità e alla operatività dello scalo di Fontanarossa. È l'obiettivo di un progetto realizzato in sinergia dagli Atenei di Catania e Messina con l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, presentato questa mattina. Vediamo con Emanuela Corsi. Le ceneri vengono raccolte attraverso questo imbuto, si depositano su una superficie, a quel punto viene sostanzialmente utilizzato un sistema di visione che utilizza algoritmi intelligenti di elaborazione delle immagini che in qualche maniera rileva e riesce a stimare le caratteristiche di queste ceneri vulcaniche, soprattutto in termini di dimensioni. Poi abbiamo altra sensoristica che serve anche a stimare ad esempio il flusso con cui queste ceneri cadono. Questo che vi facciamo vedere è uno dei sensori che serve per il monitoraggio delle ceneri vulcaniche, capace di stimare la grandezza del materiale piroclastico e più in generale il fenomeno di ricaduta nell'area metropolitana di Catania. I recenti parossismi dell'Etna sono stati accompagnati dall'emissione di cenere vulcanica soprattutto sui paesi del versante sud e nel capoluogo etneo, comportando anche la chiusura dell'aeroporto di Fontanarossa. L'emissione di materiale piroclastico è un fenomeno che negli ultimi anni ha colpito duramente i paesi etnei, sommersi da un'imponente quantità di pulviscolo nero. Le università di Catania e Messina, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e alcune aziende private hanno realizzato quindi un progetto per gestire meglio l'emergenza, migliorare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania e garantire una rapida ed efficiente rimozione della cenere dalle strade e dalle aree urbane, al fine di migliorare la sicurezza stradale e ridurre l'esposizione della popolazione residente alle particelle derivanti dalle ceneri. Prevenire aiuta tanto poi la gestione dell'emergenza? Assolutamente, assolutamente. Infatti proprio per questo riuscire a prevenire questi fenomeni che hanno un impatto sul territorio legato alle ricadute di materiale piroclastico, soprattutto per la gestione della rete viaria e aeroportuale, quindi prima si riesce a prevedere, prima poi gli organi competenti sono in grado di poter gestire. È inoltre allo studio la sperimentazione di un sistema di cartellonistica elettronica per la riduzione della velocità dei veicoli sull'autostrada. Percepiva il reddito di cittadinanza, ma era proprietario di un chiosco, di cavalli, case, auto e moto. I carabinieri hanno sequestrato beni mobili e immobili, fra i quali anche un bar, a Vincenzo Fabio Licari, uno degli 11 indagati nell'operazione antidroga Fox dello scorso 10 maggio sul traffico e lo spaccio di cocaina sull'asse Catania-Marsala. L'inchiesta ha portato a 11 misure cautelari. Secondo gli investigatori, i beni sequestrati sarebbero il provento del traffico di droga e in ogni caso hanno un valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dall'indagato. Protesta dei precari questa mattina all'assessorato al bilancio della regione siciliana in via Notarbartolo a Palermo. Alcuni di loro entrati negli uffici si sono messi a cavalcioni delle ringhiere dei balconi minacciando di lanciarsi nel vuoto. Si tratta degli ultimi precari che non sono stati stabilizzati perché la norma per la loro assunzione è stata impugnata dal governo. Dopo la protesta è arrivata la convocazione delle parti fissata per questo pomeriggio. Agrigento, capitale della cultura italiana nel 2025, vuole il suo aeroporto. Questa mattina al Teatro Pirandello è stato costituito il comitato promotore per la realizzazione dello scalo nella città della Valle dei Templi. Avviata la sottoscrizione delle azioni ordinarie. Davide Sardo. Ad Agrigento si torna a parlare di aeroporto dopo alcuni anni di torpore e di rassegnazione. A far scattare la molla sarebbero stati gli impegni del governo nazionale per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, come il ponte sullo Stretto, ma anche la nomina di Agrigento a capitale della cultura italiana nel 2025.
Un primo importante passo è stato compiuto questa mattina al Teatro Pirandello, dove è stato costituito il comitato promotore dell'aeroporto di Agrigento. È stata avviata la sottoscrizione, rivolta a tutti, delle azioni ordinarie che costituiranno il capitale iniziale della società Aeroporto Agrigento Valle dei Templi SpA. Per consentire il massimo dell'azionariato diffuso, il valore nominale dell'azione è stato determinato in 1.000 euro. Tra i promotori vola alto l'ottimismo. Agrigento sarebbe il quinto aeroporto in Sicilia, ma se noi guardiamo la Lombardia ne hanno 7, guardiamo il Veneto ne hanno 5. Io non mi meraviglierei che fosse il quinto aeroporto in Sicilia, ma io direi anzi più gente arriva in Sicilia, più infrastrutture ci sono, più economia naturalmente resta sul territorio. La funzione di questa società è quella di proporsi come soggetto interlocutore del pubblico e del privato per la realizzazione di un aeroporto, sia esso un aeroporto civile, sia esso un aeroporto di aviazione generale, sia esso una aviosuperficie. Per il sito, diciamo, c'è un sito che è naturalmente vocato, che è quello di Licata, su cui è stato fatto un progetto approvato dall'ENAC a suo tempo, sia per la localizzazione del sito, sia per quanto riguarda la progettazione. Potranno aderire imprenditori, enti pubblici e cittadini che saranno così protagonisti dell'iniziativa. Ad opera conclusa godranno dei benefici economici che l'aeroporto genererà. Anche Catania aderirà al primo sciopero nazionale dei lavoratori dei servizi a terra degli aeroporti, fissato per il 4 giugno. La protesta nello scalo etneo interessa circa 900 lavoratori. Da oltre 6 anni non si riesce a sottoscrivere il rinnovo contrattuale. La situazione è divenuta ormai inaccettabile, spiegano i sindacati, mentre il costo della vita è aumentato in modo vertiginoso negli ultimi anni. Sarà un'estate caldissima per gli spettacoli in Sicilia. Ci sarà il ritorno di grandissimi eventi musicali negli stadi come nei palcoscenici naturali dell'isola e poi tanto spazio al cinema con il Taormina Film Fest. Roberta Lunghi. Sicilia terra di canto e d'amuri nella tradizione come nel presente, allora il 2023 sarà l'estate di un riscatto annunciato anche attraverso canti e amuri, perché i concerti, gli spettacoli e le tante passerelle si agiteranno in scenari che ispirano amore e bellezza e che si preparano a diventare palcoscenici naturali. Il Teatro Antico di Taormina, la Valle dei Templi di Agrigento, il Teatro Greco di Siracusa, scelto ad esempio da Carmen Consoli per un evento unico il 15 luglio. Terra che non senti nel solo titolo, omaggio a Rosa Balistreri, ma che sarà con l'Orchestra Popolare Siciliana un viaggio nel suo variegato e affascinante mondo vocale tra brani della tradizione siciliana, canzone d'autore e nuove commistioni. L'altra faccia di Carmen sarà con uno dei 3 soli concerti in Italia al Teatro di Verdura di Palermo con Elvis Costello il 29 agosto. Non tutto è programmato, ma ciò che già riempie i manifesti e locandine basta a raccontare di sere d'estate che lasceranno il segno. Come se anche il Teatro Antico di Taormina sarà il luogo del Ci pensiamo domani, cantato dalla neostella di Amici Angelina Mango, di certo papabile tormentone estivo. Dal 23 giugno infatti riflettori accesi a Taormina sul Film Fest, con una serata di apertura dedicata a Luciano Pavarotti e con un evento speciale di chiusura il 1 luglio riservato al nastro dell'anno, il film di Roberto Andò La stranezza con Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone. Sempre a Taormina l'1 e 2 settembre ci sarà Andrea Bocelli. I Modà, dopo il ritorno sanremese, porteranno il loro sound nel contesto suggestivo prima del Teatro Antico di Taormina il 2 giugno e l'indomani nella Valle dei Templi di Agrigento. Per pubblico e manager del settore poi ci sono i grandi eventi negli stadi. A Palermo dopo 25 anni il Barbera riapre alla musica con Vasco Rossi il 22 e 23 giugno. A Messina sempre allo stadio il 4 luglio, attesissimo Tiziano Ferro. Sotto il vulcano sono tanti gli spettacoli a Catania, dove la stagione potrà essere arricchita anche alla luce dell'insediamento della nuova giunta comunale della città, ma la Villa Bellini è luogo ricco di appuntamenti per i quali si prevedono sold out laddove non già raggiunti. Il 2 luglio il sound internazionale di Damien Rice, mentre sarà folla di giovani per l'evento top il 5 e 6 agosto con Sfera e Basta. Sicilia dai 1000 colori, dunque, capaci di affascinare un pubblico trasversale, pronto a lasciarsi trascinare al ritmo del battito di mani o dell'ondeggiare di lucine accese, da quelle che restano sempre e comunque emozioni. Hai tradito una tipa che amavo davvero, dimmi che ne sai.
Ragazzi di liceo diventano attori e mettono in scena le tragedie classiche a Catania. 2 gli spettacoli, Le Troiane e Agamennone. Sul palco oltre 60 giovani. Adelaide Barbagallo. Dai banchi di scuola ad un palco per mettere in scena e vivere quello che si è studiato sulle pagine dei libri. Eccoli all'Istituto Ardizzone Gioeni di Catania, ragazzi del liceo Boggiolera, cimentarsi con l'Agamennone di Eschilo. Li incontriamo prima dello spettacolo. Alessandro Cacciola interpreta Agamennone. Nonostante si parli di opere vecchissime, oltre 2000 anni fa, trattano comunque temi molto attuali che riescono davvero a colpirti. Seconda esperienza teatrale per Eugenia Budera, quest'anno nel ruolo di Clitennestra. Questa esperienza ti rende a 360 gradi partecipe, corpo, mente, tutto, e a volte, anche se può sembrare stancante o non ne sei pienamente convinto, poi alla fine il lavoro ripaga. Responsabili del progetto alcune insegnanti di lettere. La tragedia greca insegna a guardarsi dentro. Guardare se stessi, scoprire la parte più intima di se stessi e nello stesso tempo scoprire anche gli altri. Noi non abbiamo mai fatto provini, chiunque abbia voglia di lavorare con noi, di scommettersi su questa cosa, lo accogliamo con tutto. Ci piace la scuola che continua, la scuola che si apre, la scuola che viene in trasferta, perché alcune prove sono state fatte anche qua. Altra tragedia messa in scena con la regia di Monica Felloni, Le Troiane, che ha visto impegnati gli alunni dell'Ospedalieri. A coinvolgere un centinaio di giovani attori l'associazione Neon. Lo spettacolo non è all'interno della scuola, ma è offerto alla città, quindi è una dimensione che accoglie il pubblico che arriva, non sono solo i genitori. Un'esperienza unica dunque, non solo per i ragazzi ma anche per il pubblico. L'imprenditrice palermitana Yolanda Riolo è stata nominata dal presidente Mattarella Cavaliere del Lavoro. È l'unica siciliana che quest'anno riceve l'onorificenza. Imprenditrice nel settore dell'automotive, Yolanda Riolo è oggi socio di maggioranza e manager del gruppo Riolo, che rappresenta numerosi brand, e anche presidente dell'IRFIS. A lei sono arrivate le congratulazioni del presidente della regione Schifani. Facciamo una breve pausa e subito dopo vi parleremo del Catania calcio, naturalmente, che attende il ritorno di Pelligra per fare le scelte importanti. Vi aspettiamo. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Nei primi giorni della prossima settimana sarà a Catania il presidente Pelligra e sarà il momento delle decisioni per la dirigenza che sta lavorando per la prossima stagione, a cominciare dalla scelta del nuovo allenatore, Marco Carli. Ross Pelligra è atteso a Catania fra martedì e mercoledì della settimana prossima. È un ritorno importante, il Catania delle scadenze già programmate e obbligatorie come quella dell'iscrizione, altre fondamentali per il futuro come le questioni tecniche, l'allenatore, i giocatori, la scelta del ritiro, quelle più attese dai tifosi che vogliono una squadra fin da subito protagonista in Serie C. Io penso il primo step è di rinforzare per quanto possibile entro i budget a disposizione la società, perché noi non possiamo focalizzare tutte le risorse su una squadra. Noi dobbiamo avere una società forte, non una squadra forte. Se noi utilizziamo questa teoria, le squadre saranno tutti forti. Il vicepresidente, insieme al direttore sportivo Laneri, è al lavoro già da un po'. Gli allenatori con cui la dirigenza aveva già parlato ve li abbiamo detti qualche settimana fa, qualcuno va verso altri lidi, qualcun altro invece resiste fra i papabili come Tabbiani, di cui tanto si discute in questi giorni, altri tornano in ballo come Fabio Caserta o emergono come Aimo Diana, fresco di addio alla Reggiana. Laneri e Grela approfondiscono e a breve tireranno le somme, non sono escluse sorprese come ovvio che sia quando si parla di mercato, anche delle panchine. Il Catania vuole essere pronto, ma non vuole nemmeno decidere senza valutare tutto al meglio, fermo restando che con l'arrivo di Pelligra ci saranno anche indicazioni definitive sul budget che riguarda anche giovanili e femminile oltre la società, ma che ovviamente serve per programmare un campionato da protagonisti.
queste risorse poi di riflesso vanno investiti sulla prima squadra, che è il simbolo un po' del club e deve sempre rispecchiare l'identità e la cultura che noi vogliamo portare avanti. Non c'è dubbio che faremo una squadra come quest'anno molto competitivo. Domenica prossima si svolgerà in tutta Italia la Giornata Nazionale dello Sport, ricco il programma di eventi anche in Sicilia. Oggi la presentazione a Palermo. Marco Gullà. Chi si impegna per lo sport lo diffonde, aiuta il paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo sport quindi come dogma per giovani e meno giovani. Proprio per questo è nata la Giornata Nazionale dello Sport, istituita nel 2003 e che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale nella prima domenica di giugno, ovvero giorno 4 per quest'anno. Una grande festa all'insegna di chi ama e pratica lo sport, con tante discipline sportive coinvolte e che quindi andrà a scena anche in Sicilia. La presentazione oggi a Palermo. Essendo la Giornata Nazionale dello Sport, che ogni anno la prima domenica di giugno il CONI organizza in tutta Italia, a Palermo abbiamo deciso quest'anno di farla, di celebrarla al velodromo come simbolo di una ripresa degli impianti sportivi palermitani, dal momento che viviamo una situazione molto particolare, molto deficitaria, che dobbiamo recuperare. Una giornata di festa, quella di giorno 4, che oggi raccontiamo grazie alla grandissima collaborazione del CONI e di chi lo ha reso possibile al nostro impianto chiuso ormai da tanti anni, il velodromo. Una festa che racconta quindi un momento in cui si restituisce, seppur parzialmente, l'impianto alla città e quindi i ragazzi, i nostri bambini delle scuole, chi è abituato a praticare sport e tutti gli affiliati alle federazioni vivranno un momento di allegria, di gioia. Inclusione sociale che passa dallo sport. Molte famiglie siciliane non riescono a far fare attività sportive ai propri figli per problemi economici. È una questione di recupero dei bambini che non possono fare sport perché le famiglie non hanno soldi, per dirla proprio in maniera forte. Quindi abbiamo allargato un esperimento di inclusione sociale attraverso lo sport nelle scuole nei quartieri del disagio palermitano. Stiamo cercando di allargare sempre di più questa esperienza. Abbiamo recuperato allo sport 5.000-6.000 bambini. Tenete conto che tutti quelli che si recuperano attraverso lo sport rendono di più a scuola e nello studio. Ecco perché la Giornata Nazionale dello Sport va celebrata e onorata. Lo sport che può aiutare a superare qualsiasi difficoltà. Adesso parliamo dei meno giovani, si chiama invecchiamento attivo ed è l'obiettivo che si sono dati nella nostra regione gli assessorati alle politiche sociali e alla salute. In Sicilia gli over 65 rappresentano poco meno di un quarto della popolazione, con tendenza a crescere, visto il costante calo delle nascite, solo in parte compensato dalle migrazioni di giovani dall'estero. Primo obiettivo, naturalmente per chi sta bene in salute, la pratica regolare di attività motoria, che da noi invece è piuttosto scarsa, soprattutto tra le donne. E la Regione per questo intende varare un piano di comunicazione per promuovere a livello locale veri e propri gruppi di cammino. Inoltre si punta a stimolare l'attività intellettuale degli over, per esempio attraverso la formazione digitale, da realizzare con iniziative che possono coinvolgere anche i più giovani, come campagne quali Adotta un nonno. La Regione si propone anche di diffondere altri nuovi centri per la famiglia che oggi sono attivi soltanto a Caltanissetta e a Messina, più uno in fase di avvio a Trapani. Tutto questo naturalmente vuole prevedere politiche di contrasto alla povertà, alle disuguaglianze e alle fragilità dal punto di vista della salute. E come avete sentito, l'insieme di queste cose sono dei propositi validissimi e sono segno di una nuova cultura, la cultura che considera l'anziano
parte essenziale della società e per questo ci auguriamo anche noi naturalmente di assistere al più presto alla loro realizzazione. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.